Il gelo delle settimane scorse non ha risparmiato nemmeno l'apicoltura, settore molto importante per quel che riguarda la produzione di miele in Emilia-Romagna, ma anche per la importante funzione di impollinazione dei frutteti. Questo è un periodo di limitazioni negli spostamenti, ma anche alcuni agricoltori hanno segnalato diversi movimenti all'interno dei campi di persone che sono in passeggiata. Bene, può essere un comportamento pericoloso che ci viene segnalato da appunto alcuni produttori. Poi una dura presa di posizione da parte del mondo agricolo circa un servizio che è andato in onda sulle reti pubbliche e che riguarda la zootecnia e l'inquinamento che causerebbe all'atmosfera. Infine il consueto appuntamento con le ricette degli AgriChef che questa volta viene da Ravenna, si tratta dell'agriturismo Palazzo Manzoni. Clima ed emergenza sanitaria stanno colpendo duro il paese, non risparmiando il settore primario, nemmeno un comparto importante come quello dell'apicoltura. Sì, perché le api, oltre a raccogliere nettare dai fiori, svolgono un'importante funzione nell'impollinare i frutteti. Ecco cosa ci racconta Anna Ganapini, apicoltrice che ha l'azienda agricola in provincia di Reggio Emilia. Oggi siamo qui ai tempi del coronavirus, in via del tutto eccezionale, di fianco ad un alveare. Le api sono intente a bottinare il nettare e polline, ho qui vicino a me l'affumicatore e quindi posso restare qui seduta in sicurezza. Sono anche in sicurezza perché mi trovo da sola in mezzo alla campagna. Com'è andata l'annata scorsa? L'annata 2019 è stata un'annata tremenda per l'apicoltura professionale. Le rese per alveare sono state bassissime rispetto agli standard del passato, circa 12-15 kg ad alveare, e sono state messe in estrema difficoltà le colonie di api, la loro sopravvivenza è stata messa a dura prova. E quest'anno? L'annato 2020 inizia con un inverno mite, poco freddo. La primavera è cominciata con delle gelate. Normalmente le api non temono il freddo, il problema è la vegetazione. Venendo a mancare del raccolto di alberi da frutto, verrà a mancare per le api nettare e polline, ma soprattutto la vegetazione spontanea che potrebbe aver subito danni a causa delle gelate, come per esempio l'acacia, può essere che a fine aprile, inizio di maggio, quando sarà il momento della fioritura, non avremo le normali prestazioni vegetali della pianta. Qual è la consistenza degli alveari in Emilia-Romagna? Gli alveari dell'Emilia-Romagna sono circa 120.000, distribuiti sull'intero territorio regionale, dalla pianura all'Alto Appennino. Potremmo suddividerli in due categorie. Circa 17.000 alveari condotti da apicoltori cosiddetti hobbisti, mentre i restanti 103.000 circa alveari allevati da apicoltori professionali, quindi aziende che dell'apicoltura fanno il proprio reddito. Quali sono gli effetti del coronavirus nel settore e qual è il mercato del miele? Come sta andando, insomma? Gli effetti del coronavirus sul nostro settore, oltre a dire che siamo fortunati perché gli apicoltori possono continuare a circolare, principalmente gli apicoltori professionisti che hanno aziende, possono continuare a circolare per visitare gli apiari. Inoltre lavoriamo in sicurezza perché lavoriamo in solitudine in luoghi isolati. Dal punto di vista del mercato, oggi c'è una grandissima richiesta nella grande distribuzione dei prodotti dell'alveare, quindi non solo miele, perché sono prodotti che fanno bene alle malattie come i raffreddori o le influenze stagionali. Sono invece andati in estrema difficoltà i piccoli produttori che magari hanno le rivendite presso le spacce aziendali e anche loro, come tante aziende agricole, hanno improvvisato le consegne a domicilio. Ovviamente non tutti sono strutturati per fare questo e quindi anche noi comunque risentiamo degli effetti del coronavirus.
Cosa comporta e che cosa ha comportato la siccità per le api? Il problema di queste settimane, che potrebbe diventare più serio nelle prossime, è la siccità. Da tanti giorni non sta piovendo, quindi gli apicoltori sono in attesa di capire come si evolverà la stagione. Se proseguirà questa siccità, come detto prima, andranno in sofferenza le piante, che danno le fioriture di interesse apistico. Da quando sono scattate le disposizioni del governo che hanno imposto limitazioni alle persone di uscire, molte aziende agricole hanno riscontrato problemi nell'eseguire le normali operazioni colturali. Numerose persone infatti entrano nei campi con il rischio di imbattersi in un trattore in lavorazione, specialmente tra i filari dei frutteti e dei vigneti. Questi episodi vengono segnalati da alcuni agricoltori, tra cui Alessia Borgato, imprenditrice agricola 25enne di Bonporto, che nella frazione di Solara coltiva frutteti e seminativi adiacenti al paese. Ecco cosa ci racconta. Da quando le restrizioni imposte dal governo hanno impedito alle persone di uscire liberamente di casa, noi in campagna ci ritroviamo un gravissimo problema. Infatti molti trovano il terreno delle aziende agricole un suolo utile per potersi fare una passeggiata, una corsa piuttosto che un giro in bicicletta in tranquillità, pensando di non correre alcun tipo di rischio. Noi tra l'altro nella nostra azienda confiniamo proprio con il paese, tra l'altro con un parco pubblico, quindi maggiormente le persone sono facilitate a recarsi sul nostro terreno aziendale per poter fare una passeggiata. Lavorare in queste condizioni per noi è veramente molto difficile. In questi ultimi giorni ci siamo infatti resi conto che durante le nostre lavorazioni, spesso fatte con trattori, molte persone ci attraversavano la strada piuttosto che passavano tra un filare e l'altro. Il rischio di far loro del male è molto elevato, soprattutto perché ciò che più abbiamo notato è che molti ascoltano la musica e di conseguenza non hanno la percezione dei rumori che li circondano. Per la paura quindi che accada qualcosa, abbiamo cercato di limitare il più possibile le lavorazioni, cercando di spostarle principalmente nei frutteti più distanti rispetto al confine con il paese. Questo però causa un danno economico e soprattutto lavorativo alla nostra azienda. Un servizio televisivo andato in onda in una delle reti pubbliche accusa la zootecnia e gli allevamenti di essere responsabili delle emissioni dannose in atmosfera. C'è una dura presa di posizione del mondo agricolo. In questo periodo di allarmismi se ne aggiungono altri, che sono quelli a volte diramati dagli organi di informazione, e soprattutto a essere bersagliati sono i produttori, gli allevatori, accusati di inquinare il pianeta. Sì, purtroppo stiamo assistendo a una vera campagna denigratoria da parte di alcune trasmissioni televisive, soprattutto della rete nazionale, della RAI, perché abbiamo assistito a trasmissioni che riportavano degli articoli, dei reportage a dir poco vergognosi, nei quali si punta il dito chiaramente contro gli allevamenti, contro gli allevatori, contro la zootecnia nazionale, accusandola di inquinare e accusandola di essere addirittura responsabile dell'inquinamento da PM10 e di conseguenza anche di essere responsabile della diffusione del virus Covid-19. Io credo che queste fantasie andrebbero smontate, vanno smontate immediatamente. Gli allevatori continuano a fare ciò che hanno sempre fatto e fatto bene, ovvero produrre latticini, latte alimentare, carne di suini, carne d'allevamento bovini. Continuano a farlo nonostante tutto e tutti, soprattutto nonostante queste trasmissioni che, ripeto, sono a dir poco vergognose, perché qualsiasi informazione viene data è assolutamente priva di fondamento. Basta guardare il livello di inquinamento da quando è iniziato il Covid-19,
che sulla pianura padana casualmente è quasi praticamente sparito, mentre invece gli allevatori continuano a fare il loro mestiere, il numero di animali è sempre quello. Quindi vuol dire che la responsabilità non può essere nella maniera più assoluta degli allevamenti, ma la responsabilità è di chi si è fermato e che prima produceva, quindi le fabbriche, quindi il riscaldamento, soprattutto le automobili. Quindi che non mi vengano a dire, come ho sentito dire più di una volta, che alla pari delle fabbriche e alla pari delle automobili gli allevamenti inquinano. È un'assoluta menzogna che mi sento di dire e di smentire. Mai come in questo momento c'è bisogno di verità, mai come in questo momento c'è bisogno di Made in Italy. E che cosa fa la rete nazionale? Cosa fanno trasmissioni come Report, come Sapiens, come Indovina chi viene a cena? Non fanno altro che gettare fango sugli allevatori. Gente onesta, che si alza presto la mattina, che lavora anche 18-20 ore al giorno. E che cosa mi rimane da dire? Assolutamente bisogna prendere le distanze da queste trasmissioni quando riportano queste che sono servizi menzogneri. C'è chi insistentemente dice che il consumo di carne fa male, insomma, ci sono evidenze scientifiche su questo? Assolutamente no. Come tutte le cose, come tutti gli alimenti, l'eccesso può portare dei problemi all'organismo, questo è fuori discussione, ma un uso, un consumo responsabile di carne non fa assolutamente male, non è assolutamente dimostrabile che un consumo responsabile, consapevole, a giuste dosi, giusti quantitativi, non può fare assolutamente male all'organismo. Quindi anche questa è una balla, è una evidente menzogna che abbiamo sentito all'interno di alcune trasmissioni, che va assolutamente smontata nell'istante, perché un uso responsabile di carne non ha mai fatto male a nessuno. Esiste una direttiva nitrati che viene comunque diramata e che gli allevatori sono tenuti a rispettarla. Questo avviene sistematicamente anche perché ci sono controlli? Ma certo, la stragrande maggior parte, quasi tutti gli allevatori rispettano la direttiva nitrati, rispettano le regole, rispettano le norme che regolamentano gli spandimenti. Dico quasi tutti perché, come in tutte le categorie, qualche furbetto purtroppo c'è, ma sono veramente pochissimi quelli che non rispettano le regole e soprattutto le trasmissioni televisive vanno, guarda caso, a cercare proprio quelli che non rispettano le regole, che ribadisco sono pochissimi. La stragrande maggioranza di agricoltori, di allevatori rispetta le regole che riguardano gli spandimenti, quindi il fatto di spandere quando è consentito dalle normative, il fatto di interrare immediatamente il prodotto, il liquame, il fatto comunque di mantenere sempre costantemente monitorati e controllati i lagoni dove ci va dentro a finire gli escrementi e i reflui zootecnici. Quindi non è assolutamente vero, come ci vogliono fare credere, che gli allevatori non rispettano le regole, nella maniera più assoluta. Stiamo tutti quanti rispettando le normative e le regole. Poi se queste non vanno bene qualcuno ce lo dovrà venire a dire, ma fino a prova contraria noi siamo tutti quanti dentro ai limiti di legge.